Si tratta di una manifestazione che si è allargata, denominata inizialmente Trofeo Città di San Fiore, partita 5 anni fa, con una gara di ciclocross per il campionato triveneto. E quest'anno l'abbiamo ampliata perché su pressione della regione abbiamo organizzato insieme anche una Coppa Italia giovanile. È una Coppa Italia sempre di ciclocross, dove tutte quante le rappresentanze delle regioni italiane, insomma diciamo i migliori atleti del settore giovanile, quindi esordienti e allievi, vengono qui a San Fior per contendersi questa maglia di campione italiano. Quanto è importante per voi della federazione investire in gare di questo tipo, soprattutto con i giovani allievi ed esordienti? È fondamentale perché qui nasce veramente il movimento ciclistico non solo veneto ma italiano, e se non si semina alla base poi non si raccoglie i frutti futuri, per cui il movimento ciclistico nasce dalla base e si fortifica con queste manifestazioni, e pertanto questa manifestazione va sostenuta, va assolutamente valorizzata e nel tempo va anche migliorata dal punto di vista dell'organizzazione generale, insomma, no? Coinvolgendo tutte le regioni specialmente, perché questo ancora non avviene, ma cercheremo di farlo. Un evento vuol dire promuovere l'attività dei giovani, specialmente il settore giovanile, che sono gli esordienti e gli allievi, su una specialità che è nata nel mountain bike praticamente, che sarebbe il team relay, dove ogni rappresentativa di ogni regione porta 5 atleti, che sono 2 allievi, 2 esordienti e una donna assolutamente. Praticamente partono a staffetta, fanno un giro secco, poi a secondo del punteggio il pomeriggio partono sulla gara normale, esordienti e allievi, a livello nazionale, perché questa realtà di questa gara di ciclocross team relay normale è a livello nazionale. Il ciclocross è una delle specialità del fuoristrada che ha più tradizione, è nato tanti anni fa. Stava vivacchiando e ha avuto un grande impulso quando è entrato il mountain bike. Si sono avvicinati tanti giovani, perché comunque quello che stiamo proponendo come federazione ciclistica è ragionare e praticare la multidisciplina, non cercare assolutamente di creare specializzazione in età giovanile, perché non porta da nessuna parte. In questo momento tutto il fuoristrada rappresenta più del 50% di tesserati all'interno della federazione, e questo soprattutto perché comunque con i giovani è ancora tanto gioco, è molto più gioco che la strada, è quello che ci mantiene questi giovani vicini al movimento, che si divertono, che imparano, acquisiscono la tecnica che solo in età giovanile possono fare, per poi spaziare su tutto il mondo del ciclismo. Siamo mesi che lavoriamo, perché fare un circuito di ciclocross c'è molto lavoro, oltre che il recupero di sponsor, l'organizzazione e quant'altro. Diciamo che in questi 2 giorni abbiamo fatto 2 giorni sia la Triveneta ieri che la Coppa Italia oggi, con un bel gruppo di volontari che, se ci mancano, è difficoltosa la faccenda da gestire, però un'ottima soddisfazione perché abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, insomma.